in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci puntuali come ogni mercoledì all'appuntamento con lo sportello pensionati. In studio con me oggi ci sono Ennio Tognutti dell'FNP CISL di Udine, che saluto e ringrazio per essere qui, e Angelo Tiussi dell'FNP di Palmanova, e ricordiamo che Angelo è anche agente sociale. Buon pomeriggio, buonasera anche a te, state bene? Buonasera. Mi fa piacere vedervi. Siamo in splendida forma e anche a noi fa piacere vederti. Ecco, bene, e siete contenti ogni volta che riuscite a venire qui a parlare? Sì. Vedo un sorrisino. Sì, È tanto per rompere il ghiaccio, sai? Siamo contenti, siamo contenti. Non ti fa piacere essere qui, poter parlare con le persone che ci telefonano, a dare le risposte a quanti inviano i loro SMS, no? Certamente. Perché le richieste sono tantissime. Cerchiamo di aiutare e dare contributi, ma cerchiamo anche di dare informazioni utili. Anche se novità non è che ce ne siano, no? Di cose nuove per quanto riguarda trattamenti pensionistici, però ci sono sempre mille dubbi, no? Sapere, arrivare a capire quando è il momento, perché ci sembra di vedere degli errori, no? Sui contributi, sulle pensioni. Sì, a parte quei passaggi lì, però sì, noi che rivestiamo anche un impegno sindacale seguiamo un po' tutto il mondo, tutto quello che avviene nel mondo del lavoro, perché non siamo disinteressati alla realtà. Infatti abbiamo detto oggi proprio di cominciare parlando degli incidenti, dei gravissimi incidenti sul lavoro, ancora morti, no? C'è la ripresa dell'attività e si riprende anche ad avere queste notizie. Esattamente. Poi sembra anche una concomitanza strana che nel momento in cui i segretari confederali vanno dal presidente Draghi per parlare di sicurezza sul lavoro, casualmente subito dopo si scatena una serie impressionante e purtroppo, non so, abbiamo speso tutti tante parole, fiumi di inchiostro sull'argomento. Io direi che fatto anche corsi sui posti di lavoro, preparato persone, però basta. pare Bisogna che si intervenga in maniera concreta e decisa sull'argomento, con particolare attenzione a subappalti e a tutti quegli ingressi e utilizzo di persone non sempre trattate bene, non sempre assicurate. E poi dobbiamo fare anche iniziare un grosso lavoro educativo, perché parliamo spesso di morti purtroppo e infortuni sul lavoro, dimentichiamo molto spesso i morti e gli infortuni in casa. E anche questi sono frutto di una non acquisita mentalità della sicurezza. Io dico sempre, uno degli strumenti micidiali è la scaletta, quella famosa scala che usiamo e che ogni anno crea molte situazioni pericolose. Quindi sicurezza sul lavoro e sicurezza anche a casa. Dobbiamo creare un'educazione sulla sicurezza, che non è solo tutelare sé, ma è tutelare anche gli altri. E vorrei che non ci fosse più bisogno di cordoglio, di condanne, ma che facessimo un passo avanti. La trasmissione di questa sera è anche dedicata, oltre appunto al ricordo delle persone che hanno perso la vita o che sono rimaste gravemente ferite sul posto di lavoro o mentre stavano andando a lavorare o mentre rientravano da lavoro. La trasmissione di questa sera è incentrata anche su quota 100 e su diverse altre tematiche, perché ancora non si vede nulla effettivamente di concreto. Si sa che quota 100 terminerà,
entro la fine dell'anno. Si sa che chi ha maturato i requisiti entro il 31 di dicembre per ottenere quota 100 può sempre presentare domanda anche il prossimo anno, nei prossimi anni, però non si sa come sarà sostituita quota 100. Mi piacerebbe capire che passi avanti hanno fatto in questi giorni i sindacati, perché so che da tempo vi state muovendo per suggerire una soluzione. Qualche passo avanti è stato fatto? Diciamo che la proposta guida è quella portata e presentata al governo ancora il mese di luglio. Siamo arrivati alla scadenza di quota 100 che, ricordiamo, era in via sperimentale, Sì. è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. Non è la fine del mondo che non scada o non scada quota 100, eccetera. Resta l'ipotesi di un scatto di 5 anni per chi maturerebbe i diritti Sì, perché dal 2022. Perché se decade, l'abbiamo già evidenziato anche nel corso delle puntate precedenti, c'è il rischio di un ritorno alla Fornero. Ma noi riassumiamo nel discorso di scadenza di quota 100 tutto quel ragionamento di flessibilità di uscita. Perché l'APE, l'anticipo pensionistico, anche quello è a scadenza, cioè abbiamo quasi tutti i meccanismi di pensione anticipata in scadenza, restano pochi no. E tra l'altro in un momento in cui, vuoi perché non c'è più il blocco dei licenziamenti o questa rigidità nel difendere, cioè nel mantenere i posti di lavoro in essere. Ci sono delle crisi aziendali, nonostante tutto, ancora in atto, e le vediamo, soprattutto quelle collegate alla finanza internazionale, soprattutto alle scelte di delocalizzazione, e quindi diventa un grosso problema che non può essere gestito solo con gli ammortizzatori sociali. La proposta del sindacato è abbastanza semplice. Dice bisogna creare le condizioni che alla pensione si possa accedere a partire dai 62 anni di età, non 67, con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. La diversificazione del momento pensionistico anche in base alla gravosità dei lavori. Il riconoscimento... Ennio, chiedo scusa, cioè a 62 anni per tutti, Esattamente. ma 62 anni valutando chiaramente i contributi versati. Certo. Eh, Io mi ricordo, Sì, non è che ci sia... stando alla mia giovane età, mi ricordo come è nata anche la riforma pensionistica, e il passare al contributivo diceva una cosa semplice: vado in pensione quando voglio perché mi prendo quello che ho versato, punto e basta. Sì. Ora non è più così, perché quello che ho versato deve servire prima ad altre cose, poi forse rivalutato correttamente o meno, e anche qui c'è un ragionamento da fare, posso utilizzarlo. Quindi ragionare ormai in termini di 62 anni di età vuol dire che si usa quasi tutto il contributivo. 41 anni di contributo, a prescindere dall'età, mi pare. Quindi questo per il massimo. Mi pare che non è una cosa assurda, soprattutto se pensiamo non a quei pochi che hanno cominciato a lavorare precoci, ma per un lavoratore ordinario che comincia a 25-30 anni. Gli aggiungiamo 40, e sappiamo tutti fare i conti. Poi ci sono gli altri aspetti. Il riconoscimento... Sì, neanche tanto a quelli che sono lì per andare in pensione quanto ai giovani. Cioè qui si tratta di mettere in piedi un meccanismo, una ricalibrazione del sistema previdenziale che permetta di... Il riconoscimento del lavoro di cura delle donne, soprattutto per le donne, è un qualcosa di importante. Il riconoscimento del ruolo della maternità nella donna. Adesso ti danno 4 mesi per figlio, esatto, no? Però voi puntavate sempre a... un anno per figlio, almeno un anno per figlio. Una facilitazione di uscita ai disoccupati,
perché un disoccupato a 60, 61, 62 o 66 oggi cosa fa? Lo lasciamo? Cioè sono tutti meccanismi. Poi restano in piedi i due grossi temi. La tutela del potere d'acquisto delle pensioni, perché non si può continuare a impoverire una fetta che è sempre più grande nella società e che tra l'altro diventa utile nei momenti di crisi, nei momenti di difficoltà. E quindi anche il rafforzamento della 14ª mensilità e l'allargamento della platea, una pensione di garanzia per i lavoratori più giovani o comunque per chi svolge i lavoratori poveri, perché se guardiamo avanti il welfare deve prevedere, cioè deve evitare di creare povertà e quindi non ci si trova nella necessità di dover provvedere con interventi strani. Ecco, su queste cose il sindacato si sta irrigidendo visto che non ci sono risposte. Oggi il governo ha presentato il DEF e non so come verrà affrontato il problema, dovrà predisporre la legge di bilancio e queste cose devono esserci. Se questo non è, nell'ambiente sindacale ormai la decisione di tornare in piazza al mese di novembre è stata presa. Sì, quindi non è un problema, non si possono fare scontri. Siete tutti insieme? Tutti insieme. Sì, non è che siano in No, maniera separata un sindacato. No, su queste cose perché abbiamo visto che poi magari per qualche sì. motivo ritornate sui vostri passi, ognuno sui propri. Anche perché ci sono dei collegamenti, cioè il recupero delle pensioni dovrebbe passare soprattutto attraverso la riforma fiscale. Perché il pensionato oggi è quello che paga più tasse come proporzione. E quindi sono meccanismi collegati fra loro e poi possiamo collegarci anche tutto l'apparato dell'assistenza, della non autosufficienza, tutto quello che è, però è centrato soprattutto su questi problemi, su questi argomenti. Ennio, se sei d'accordo io darei il via alle telefonate 0432 57 3517 e agli sms 351 570 5687. C'è ancora qualcuno che scrive sul vecchio numero, io porto sempre con me comunque il telefonino in trasmissione, ma tenete presente ancora una o due volte, poi questo telefonino non sarà più utilizzato, quindi solo ed esclusivamente 351 570 5687. Andiamo un attimo in pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante e vediamo perché c'è un paio di messaggi in sostanza ai quali voi dovrete dare risposte. Poi sentiamo anche Angelo Tiussi, no? Sulle prossime scadenze. Sì. A fra poco, rimanete con noi. Quando ti viene, Ecco, prima di parlare di scadenze con Angelo, diamo risposta a due messaggi. Io finisco di lavorare il 30 giugno, il mio primo accredito di pensione, quando sarà? Carla, grazie. L'accredito di pensione, l'INPS ha i suoi tempi per darlo. Di solito è il primo del mese, come sempre. Però specificatamente non sarei in grado di dire quando. Sì, non ha spiegato, potrebbe eventualmente darci un colpetto di telefono, esatto, no? sì. Così puoi essere un pochino più chiaro. Sì. E sentiamo chi c'è al telefono adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sono Milena. Senta, io mi manca ancora un anno per andare in pensione, con la minima però. Quanti anni esattamente ci vogliono per andare? Un anno per la minima. Chi Sì, risponde? Con la pensione di anzianità, 67 anni e 20 anni di contributi giusti. Cioè l'età 67 20 anni di contributi, va bene, Giusto. ok, la ringrazio tanto, buonasera. Va bene, buonasera, grazie per aver chiamato. Ecco, diciamo che la signora Carla che mi
continua a chiamare sul vecchio telefonino, che se vuole parlare con noi qui in studio deve fare lo 0432 57 3517. Buonasera, sono un operaio metalmeccanico, il 23 novembre maturo, 42 anni e 10 mesi i contributi. Quanti mesi prima va presentata la domanda per la pensione la cui decorrenza è il 1° marzo 2022? Grazie, da Gorizia. Ed è Paolo che aveva scritto anche la scorsa settimana, solo che mi ha scritto sul telefonino che non è più in uso alla trasmissione e quindi non abbiamo risposto subito. Adesso ho trovato nuovamente il messaggio, ribadisco il 393 186 1551, non esiste più, va bene? Rispondiamo allora, Angelo. Senz'altro è meglio 2 mesi prima, anche per fare delle verifiche, se ci siano tutti i requisiti per andare, insomma. Così anche c'è tempo per visionare. Perché non si può fare una domanda prima di un certo tempo, viene respinta. Quindi 2 mesi prima verifica, eccetera, poi la tengono in posto lì e poi al momento opportuno l'INAS la manda via. Quindi 2 mesi prima per tutte le verifiche, insomma, allo sportello dove si prende l'appuntamento. Quindi se lui deve andare a febbraio o marzo del prossimo anno, a gennaio all'inizio, alla fine di gennaio, insomma, fine gennaio. Però lui finisce di lavorare a novembre. Che lui finisce di lavorare adesso qua, dove era sul telefono. Aspetta un momento, sì. Sì. Quando? Lui finisce a novembre. il 23 novembre, maturo i 42 anni e 10 2 mesi prima, di dai. contributi. 2 mesi prima. Però quanti mesi prima va presentata la domanda per la pensione la cui decorrenza è 1° marzo 2022? Se matura il 23 novembre, sì. Perché va dal 1° marzo del 22? Saranno la finestra? Per la Sarà la finestra? Però gli conviene comunque fare una verifica che la esatto, situazione no? contributiva sì, sia a posto. Prima un EcoCert con il patronato e hai una ampia situazione di visura per sapere bene. Anche perché è inutile no, così non si da può. novembre a febbraio, da novembre a con febbraio cosa? può continuare Perché a lavorare. poi ci sono le ferie in dicembre, ci sono dei... Beh sì, giusto, c'è il periodo, sì. quindi... Bisogna i passaggi, no? Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Buonasera. Sì, Emilio Baiocchi da Gorizia. Prego. Prego, vorrei chiedere una piccola gentilezza. Io da un po' di tempo mi sono ritirato dal lavoro a seguito di un tumore e questo tuttavia mi ha dato delle difficoltà con l'INPS perché non la faccio l'azienda sanitaria perché c'è l'eredità. Ecco, non ho capito Sì, bene non si capisce. perché la linea ha qualche problema. Mi può ripetere per cortesia? Abbia pazienza perché qui in studio... No, grazie a lei. Sì. Ora, a prescindere che non mi aspetto nulla per chiedere due cose. Seguendo la vostra trasmissione, e di cui vi ringrazio perché è utile, molto utile in questo periodo, non solo a me ma alla gente, ho riscontrato che anche dalla risposta data precedentemente dal collega che sta alla sua sinistra, che la pensione, i requisiti sono 22 anni, più di 20 anni di contributi e 67 anni di anagrafici. Ora, le chiedo due cose. La pensione di cosiddetta anzianità, la pensione di sociale, che scatta, se non sbaglio, a 65 o sbaglio? La prima domanda è scatta a 65 o sbaglio? 67? Adesso. Anche la pensione sociale? Sì, è stata spostata tutto a 67? Assegno sociale, pensione che non esiste più la pensione, il nome esiste, l'assegno sociale? Adesso si chiama assegno sociale. Assegno sociale. Grazie. La seconda domanda è la seguente. Avendo avuto alternanze di aiuti economici dal punto di vista dell'INPS per quanto tiene la forma tumorale, cioè nella fase acuta di terapie oncologiche, radio, chemio e company,
c'è stata un'erogazione denaro, poi sospesa, poi rivisitazione, un ente che onestamente non gode della mia stima, anche alla luce di direttive che presumo arrivino dall'alto, per le quali errori commessi in passato dove venivano elargite pensioni a destra manca per un mal di schiena, oggi si fa il passo indietro e si toglie anche a chi in realtà ne ha realmente bisogno. Arrivo alla domanda, ci sono degli scaloni, delle agevolazioni per coloro i quali hanno degli handicap fisici diagnosticati, cioè certificati dallo stesso INPS, e che possono ridurre i termini per accedere alla pensione, non più quella sociale, ma più io personalmente posseggo i requisiti per la pensione lavorativa. Guardi, su situazioni così complesse e anche personali, io le consiglio di rivolgersi allo sportello del patronato, all'INAS, in cui le possono fare una valutazione sartoriale, quindi su misura esattamente per le sue condizioni. Patronato, mi ha detto patronato? Patronato INAS. INAS CISL, di dov'è? Lei di dov'è? Gorizia, sì, no? Gorizia, ecco, nella sede della CISL c'è il patronato dell'INAS, purtroppo in questi momenti, o per fortuna, bisogna prendere appuntamento, un colpo di telefono, e vedrà che lì gli esperti, i tecnici le cuciono addosso la soluzione migliore possibile, perché ci sono diverse possibilità, si aprono diverse finestre, a seconda della tipologia, dell'invalidità, a seconda della gravità, a seconda delle problematiche. Cioè, ci sono tantissimi particolari e probabilmente trova una soluzione soddisfacente. Ringrazio molto per la vostra gentilezza. Grazie. Nulla, grazie a lei invece per aver chiamato. A noi fa sempre piacere quando i telespettatori chiamano e chiedono, spiegano le loro problematiche. Abbiamo un messaggio. Sono Rossella, collaboratrice scolastica. Il prossimo aprile compio 62 anni e ho 35 di contributi. Posso andare in pensione o mi conviene andare con l'anzianità a 67? Attualmente 62 e 35 non ha... Non c'è nulla, no? Non c'è. Se vuole c'è l'opzione donna, se vuole, con i requisiti che ne comporta. Il problema è la pensione, cioè le due pensioni attuali, donna 41 anni e 10 mesi anticipata, indipendentemente dall'età, anzianità 67 anni e 20 anni di contributi. La quota 100 non ne parlo perché bisogna essere dentro, ne ha 38, si deve avere. Valuti lei quali tempi deve mettere sul piano. 41 anni e 10 mesi per anzianità di lavoro, indipendentemente dall'età, oppure 67 anni e 20 anni di contributi minimo. Sono andato in pensione di vecchiaia con 23, evidentemente con 23 anni, il 1° settembre del 2021. La 14ª viene liquidata a dicembre in automatico? Grazie Flavio. Chi risponde, Ennio? Sì, posso rispondere anch'io. Oh, Angelo, vedete voi. Va in automatico se ricorrono le condizioni, quindi quelle collegate al reddito, eccetera. Bisogna sempre fare domanda. Eventualmente non ne abbia notizie entro dicembre, la strada resta quella di verificare in un patronato se c'erano le condizioni e se quindi erano applicate. Beh, ma puoi dire, insomma, no? 64 anni minimo e gli anni di lavoro per le fasce di reddito che... Esattamente. 15 anni, 20 anni, oltre i 25. C'è anche questa richiesta, si può andare in pensione a 62 anni con 20 anni di contributi? No? Non c'è proprio nessuna voce, no? No, se non c'è qualche altra... Sì, se non ci sono quelle deroghe di pensioni particolari, che ci sono molte, che forse neanche non saprei, però si deve essere in condizioni per andare, non così. Sono Paolo, mi è già arrivato da Roma Ecocert che conferma tutti i contributi per 42 anni e 10 mesi.
non voglio fare la finestra dei 3 mesi, grazie. La può fare? Sì. Fammi, no? Basta che lavori, può lavorare anche quei 3 mesi. Può e quindi lavorare non fa la anche quei finestra. mesi e gli viene messo su ugualmente i contributi. Però lui dice non voglio fare la finestra Non lo dei fa, 3 mesi. aspetta, va lavora fuori, quei 3 mesi. aspetta, 3 Lavora. mesi dopo lo pagano. Lavora quei 3 mesi. Ho capito appunto, ma se non lavora Se non lavora non lo percepisce. paga. A casa non ha reddito. E quindi, signor Paolo, io lavorerei ancora 3 mesi, scusi, deve perdere soldi. Cioè, Cioè, è una scelta personale quella lì. Cioè, le finestre sono state costruite per fare economia e quindi Io sì, continuerei a bisogna prendere lavorare, purtroppo però quello che è. bisogna vedere le condizioni appunto della persona che magari non ne può più, che vuole andare. Sì, se uno non vuol farlo, esce, la pensione viene data 3 mesi dopo. 3 mesi dopo. Quando è il momento. A scadenza, come è stato scritto nella legge. Molto probabilmente lui dice non voglio fare i 3 mesi perché ci sono queste finestre, molto probabilmente, no? Purtroppo Perché le finestre uno ci sono e dobbiamo tenercele ormai. e non c'è niente da fare, No. non sono neanche in discussione. No? Porta pazienza, quindi la finestra c'è, ce la teniamo. Ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Angelo, le scadenze. Ah, sì, Pagamento delle pensioni, con no? con Già il 20 cominciato ieri, no, l'altro ieri. L'altro ieri con il 27 sono già cominciate. Come sempre le poste mettono in calendario in base alle lettere A, B, C, D, E, scade, cioè con il termine di venerdì, no? Del 1° ottobre, perché vanno. Sì. E queste scadenze ancora una volta vengono anticipate, le pensioni. Io pensavo abbiano terminato, mentre invece continuano. Ah, tu pensavi che avessero Sì, terminato, già terminato. invece continuano ad Sì, andare avanti ancora. ma questo pagando. era già che le poste avevano fatto queste scadenze dal 1° al 6. Beh, in periodo Covid proprio per No, evitare... perché quando un ente deve pagare deve avere anche i soldi, quindi fanno queste scadenze per quando pagano in base alle entrate che hanno, no? Per pagare. Abbiamo parlato appunto di scadenze, pensioni in arrivo in questi giorni, a seconda, no, delle iniziali del cognome. Però Sì. in questi giorni sono in arrivo le bollette rincarate, Sì. o perlomeno si parla, no, di rincari. Beh, di per sé stesso quello che è preannunciato è abbastanza pesante perché... Ma è preannunciato o è già definito? Ma no, preannunciato perché sulla proiezione dell'aumento dei costi c'è già Sì. stato un intervento del governo per attenuare al momento questi aumenti. Bisognerebbe fare anche un grosso ragionamento se è vero o quanto è vero che gli aumenti dipendono dalla transizione energetica. E se è vero che i costi della transizione energetica devono cadere sugli utenti, sui consumatori. Qualche politico dice non ci batteremo perché questi aumenti non vengano definiti. Siccome sono molti interessati in questa vicenda, sarebbe opportuno forse anche pubblicamente affrontare l'argomento. Però al momento gli aumenti previsti, ci sono stati aumenti su tutte le materie prime, comprese le materie energetiche, e quindi gli aumenti di per sé sia nel settore elettrico che nel gas naturale si possono calcolare. Siccome si raggiungeva anche il 40% in più del costo ordinario, il governo è intervenuto sia sul gas che sull'energia elettrica con un decreto che di fatto fa 2 tipologie di intervento. La prima tipologia di intervento, sia elettrico che il gas, per le famiglie che usufruiscono del bonus sociale elettrico o energetico,
vengono sterilizzate le condizioni pre. Per invece gli utenti, parliamo degli utenti, delle utenze domestiche, per l'energia elettrica vengono azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Sì. Sempre per il quarto trimestre 2021, perché sono interventi a durata. Nel gas, invece, oltre alla riduzione, all'azzeramento degli oneri di sistema, c'è la riduzione dell'aliquota IVA, che oggi l'abbiamo per una parte il 10, sul gas per una parte il 22, anche qui c'è il famoso problema, il 10% parziale per l'uso domestico, il 22% per il riscaldamento, sono quelle robe assurde, che viene portata al 5. Questo è transitoriamente, parliamo del quarto trimestre 2021. Però non finisce qui, questo è l'inizio e quindi su questo bisogna che ne parta un ragionamento serio, anche perché, ripeto, le parti sono interessate, le forniture, poi ci saranno collegate queste, gli aumenti dell'acqua, c'è tutto un meccanismo. Viene tutto a cascata? Viene tutto a cascata e finalmente dovremmo cominciare a ragionare anche di questo tipo di impegno per le famiglie, che io chiamo sempre un impegno parafiscale, perché in fondo questo diventa un prelievo forzoso nelle tasche dei cittadini. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Con chi Volevo parliamo? parlare con pensionanti lì. Sì. Pronto? Sì? Siamo qua. La Pronto? la stiamo sentendo. C'è qualcuno? Siamo qua, siamo in diretta. Come? Ho detto che siamo in diretta. Con chi parliamo? Ah, ne posso parlare? Certo, prego. Ah, volevo chiedere. Allora, la Corte Costituzionale ha aumentato le pensioni di invalidità. In che anno e quanto si percepisce? No, non abbiamo capito, scusi. Allora, le pensioni di invalidità sono aumentate in che anno e quanto percepiscono? Le pensioni di invalidità, lo sapete quando sono aumentate? Di invalidità per quello che hanno ultra 65 anni, 67 è 520, qualcosa. Quella. 80, 500. 100% grave. Sì, se hai 100% grave con la legge 508/88 è l'accompagnatoria che è pari a un trattamento minimo di pensione, pari a 520 euro. Ah, anche l'accompagnatoria. È l'accompagnatoria? Ah, ce la danno? La danno se nel verbale è stato iscritto ultra 65 anni con situazioni particolari e sotto si determina da quando parte la pensione con la legge scritta 508/88. Quella è la 508/88. 88 e in ultima pagina del verbale c'è scritto per ottenere i benefici di legge compilare i seguenti quadri. Se c'è questo vuol dire che ha l'accompagnatoria. Ah, ho capito. Va È bene. che loro, la commissione, ha sbagliato perché gli ha messo il grado di Capio a 100 metri e lei non riesce neanche a 5 metri. Deve sedersi. Bisogna ricorrere alla commissione allora. Se la Commissione ha dato questo giudizio, lei può fare ricorso. Sempre la commissione. Può fare il ricorso. Guardi, la Va cosa... bene, grazie. la cosa- Prego. Andare La dal roba più patronato semplice- la roba più semplice è andare in patronato e valutare se ricorso Patronato. o aggravamento. con i verbali. Con i Va verbali. bene, all'acqua. Va bene, prego, Sì, prego. grazie, grazie. Prego, grazie per aver chiamato. Buonasera. Siamo in chiusura, velocemente, se avete dei comunicati da fare, perché qui ci sarebbero ancora un paio di messaggi, però
chiaramente se ci sono delle cose urgenti che Ma dovete dire. diciamo che potrebbe esserci un interesse a sapere che nella piattaforma della rivendicativa dei pensionati resta sempre il problema della non autosufficienza. Sì, E che- collegato alla non autosufficienza è anche il piano della domiciliarità integrata, perché l'obiettivo è quello di assistere le persone non autosufficienti, e non sono tutti vecchi, e creare le condizioni di vita uguali sia in istituzione, sia in istituto che a casa. Quindi prevedere che ci sia in casa lo stesso supporto medico, assistenziale, eccetera, e anche economico perché possa tranquillamente vivere in maniera corretta senza bisogno di essere istituzionalizzato. Sono degli obiettivi che da tempo ci siamo posti e sembra che entrino nella mentalità anche di questa compagine governativa. Speriamo che si riesca a mettere i primi paletti almeno di una legge quadro su cui poi lavorare con le singole regioni. Angelo, hai scadenze, anche tu devi fare qualche raccomandazione velocemente perché Le fra un minuto dobbiamo chiudere. ecco, le raccomandazioni sono quelle che ho preso l'altra volta con Mannazzone, di dire agli utenti che se vogliono sapere qualche cosa possono chiamare nelle nostre sedi INAS CISL o anche nelle sedi Anche da voi, l'FNP. per sapere, per dare le prime spiegazioni su alcune questioni, senza poi andare nelle sedi opportune e non sapere niente, insomma. Bene, non posso fare altro che chiudere la trasmissione di oggi. Ci sono ancora dei messaggi, rimanete con noi, magari la prossima settimana, ricordatevi, alle 18:15 in diretta su Telefriuli, Sportello Pensionati, quindi ci vediamo mercoledì prossimo. Ringrazio Angelo Tiussi dell'FNP di Palmanova e anche agente sociale, ringrazio Ennio Tognutti dell'FNP CISL di Udine. Grazie a voi per averci seguito, quindi mi raccomando puntuali, mercoledì prossimo alle 18:15, arrivederci. Buonasera. Grazie e buonasera a tutti. In collaborazione con FNP CISL Udine.